Oggi il governo Monti va a casa. Non è mai troppo tardi, giacché per noi dell'Italia dei Valori il governo Monti non ha fatto altro che portare avanti le politiche e il programma del governo Berlusconi, in loden, ma le stesse politiche. Tanto è vero che rispetto alle favole che ci ha raccontato, più rigore, più sviluppo, più equità, tante tragedie ha prodotto, tragedie sociali, più disoccupazione, più debito pubblico, più recessione, più disuguaglianza sociale, più tasse, più insicurezza. Quindi è un bene che l'agenda Monti sia archiviata e che il governo Monti possa andare a casa. Noi l'avevamo detto l'anno scorso che era un azzardo affidare a dei tecnici non eletti dai cittadini il compito di sostituire il governo Berlusconi, soprattutto affidandosi al voto di fiducia del centrodestra, perché il governo Berlusconi ve l'ha dimostrato oggi, togliendovi la fiducia, le vere ragioni per cui vi ha messo lì, a fare le belle statuine per quel che serviva a lui senza metterci lui la faccia, e nel momento in cui avete provato ad alzare la faccia va mandato a casa. La prossima volta imparate la lezione. Ed infatti, al di là delle ragioni puerili e incredibili che stanno raccontando quelli del centrodestra, cioè che vi mandano a casa perché non condividono le vostre politiche, la verità è un'altra, che fino ad oggi loro hanno portato avanti le vostre politiche e voi le loro politiche. Tanto è vero che per 50 volte vi hanno votato la fiducia e solo dopo 50 volte vi dicono che quel che avete fatto voi e per cui vi hanno dato la fiducia non va bene. Questa è una presa in giro, è un raggiro, è una truffa, che è bene che i cittadini lo sappiano. La verità lo diciamo qui a chi ci ascolta. La verità è che vi hanno tolto la fiducia perché, primo, in vista delle elezioni vogliono dissociarsi da quel che voi avete fatto insieme a loro, insieme a quelli che vi hanno dato la fiducia, perché quel che avete fatto ha creato ancora più disordine, disastro e disuguaglianza sociale. Se è vero come è vero che fuori da qui ci sono milioni di cittadini che non arrivano a fine mese, che sono esasperati per le tasse che pagano, che fanno sciopero tutti i giorni, che se sono sindaci vogliono dimettersi, se sono presidenti delle regioni vogliono ricorrere alla Corte Costituzionale, se è vero come è vero, cioè che voi per far quadrare i conti fate pagare i conti ai più onesti e ai più deboli. Questa è la ragione per cui loro vi tolgono la fiducia, perché si vogliono dissociare da se stessi e vogliono far credere ancora una volta, illudendo i cittadini, che dissociandosi da voi loro non ne hanno colpa, ma loro, i berlusconiani e il centrodestra, hanno più colpa ancora di voi. Loro perché hanno dato a voi la possibilità di cambiare faccia per fare le stesse cose, e voi che vi siete prestati non come professori ma come lustrascarpe. Noi lo sappiamo perché andate a casa oggi e vi tolgono la fiducia, perché avete provato a fare una legge, quella sulla incandidabilità dei condannati. Avete visto cosa è successo? Meglio che andate a casa piuttosto che stabilite una legge che deve prevedere che i condannati non devono andare in Parlamento. Noi vogliamo che in Parlamento chi è condannato non ci debba venire, neanche se è stato condannato in secondo grado senza aspettare la definitiva, e soprattutto vogliamo che in Parlamento non ci venga chi è stato condannato, non chi è stato condannato ad una certa pena, perché poi la pena è una cosa, il titolo di reato è un altro. I corrotti e i corruttori è meglio che in Parlamento non ci siano, e quindi invece di prendervi con qualche comico che vuol fare politica, prendetela con voi che fate i comici. Noi riteniamo che la vera ragione per cui voi andate a casa lo abbia detto testualmente, e ci riportiamo adesso, il segretario del PDL Alfano il 6 dicembre quando vi hanno tolto la fiducia. Dice: vi togliamo la fiducia perché in materia di giustizia c'era un accordo, e questo è bene che i cittadini lo sappiano. C'era un accordo segreto fra Monti, Severino, Casini e Bersani che prevedeva l'anticorruzione, e l'anticorruzione che avete fatto è un'anticorruzione che, come i magistrati vi stanno dicendo, è una finta legge anticorruzione, perché in realtà aiuta la corruzione, non è una legge anticorruzione. È più per altri due motivi: la responsabilità civile dei magistrati, il limite dell'abuso delle intercettazioni. Allora facciamo a capirci: vi hanno tolto la fiducia
non per i provvedimenti che loro dicono che non va bene. Quelli a loro vanno bene, ai cittadini non va bene. Vi hanno tolto la fiducia perché non avete eliminato le intercettazioni come strumento di indagine per i magistrati e non avete previsto la responsabilità di civile dei magistrati. Insomma, non vi siete voluti comportare da delinquenti, in quanto quelle leggi le volevano fare loro, non riuscivano a farle loro e chiedevano a voi di farle. Per questo state andando a casa. Ecco perché io di una cosa sono d'accordo, che non avete ceduto a l'ultimo ricatto che vi hanno fatto. Avete ceduto per un anno intero a 50 ricatti con 50 voti di fiducia per fare provvedimenti che il Paese non avrebbe voluto, che non avrebbe voluto neanche in questo Parlamento, perché non si capisce la ragione per cui, se c'è una maggioranza così bulgara, c'è bisogno di ricorrere al voto di fiducia. Anche oggi ricorrete al voto di fiducia. La ragione è molto semplice. Ricorrete al voto di fiducia perché non avete la fiducia reale sui provvedimenti che fate e quindi per alzata di mano dite: se volete restare in Parlamento dateci la fiducia. Oggi ve la tolgono questa fiducia perché appunto non avete provveduto a modificare le leggi sulla giustizia che loro volevano. Bene fate ad andare a casa, ma soprattutto è necessario ora pensare al domani, e al domani c'è questo fatto nuovo, e cioè che bisogna costruire un'alternativa di governo che abbia un programma totalmente diverso da quel che ha fatto Berlusconi prima e Berlusconi travestito da Monti dopo. Un'alternativa di governo programmatica che metta al primo posto una maggiore uguaglianza sociale, che la smetti di togliere ai più onesti e ai più poveri e che vada a prendere a chi invece non ha pagato finora e a chi ha le risorse per poter pagare finora. Un'alternativa di governo che mette al primo posto la necessità di costruirla, questa alternativa, con un'alleanza programmatica che dica prima ai cittadini chi si mette insieme per fare che cosa e non approfitti di questo porcellum per poter andare alle elezioni e accordarsi dopo le elezioni, soprattutto al Senato, con chi gli fa più comodo, non con chi i cittadini hanno voluto che governassero. Ecco perché noi abbiamo deciso di rilanciare un appello alle forze politiche che si vogliono proporre come alternativa al governo Monti e soprattutto alla società civile, agli elettori che ci ascoltano, affinché possiamo convincere tutti coloro che si pongono in alternativa al governo Monti, che non lo dicono soltanto a parole, lo facciano con i fatti, perché siamo stufi di vedere qui dentro che votano le leggi e fuori da qui che manifestano insieme al popolo contro le leggi che qui dentro votano. Ecco perché noi oggi diciamo che c'è necessità, tutte queste forze politiche, sociali, movimenti, associazioni, che abbiano innanzitutto la possibilità di venire in Parlamento e essere rappresentati. E denunciamo da subito la necessità di prevedere la possibilità che queste realtà sociali possano essere rappresentate in Parlamento e non con il giochino della raccolta delle firme necessarie per presentarsi in Parlamento impediamo a forze politiche, rappresentanti di interessi diffusi, di non venire qui. In questo senso noi diciamo che ci appelliamo al Capo dello Stato affinché ponga una parola chiara su questo tema della rappresentanza e della democrazia, che ponga anche una parola chiara su un altro concetto. Se il governo cade entro fine anno, dovete sapere che ci sono milioni di cittadini che hanno firmato 4 referendum, 2 contro la casta, 2 a favore del diritto al lavoro. Questi referendum si debbono fare e non è possibile che per un gioco e un giochino incrociato di veti e controveti, dopo che i cittadini hanno votato per milioni di persone la possibilità di poter fare un referendum per abrogare la riforma Fornero, per abrogare l'articolo 8 e l'articolo 18, oggi debbono vedersi vanificata ancora una volta quella possibilità di democrazia diretta prevista dalla Carta Costituzionale. Noi chiediamo che soprattutto ci sia oggi la possibilità di riconoscere una unitorietà di programma che metta insieme tutte queste forze politiche, sociali, associative, movimenti e che possano convincere coloro che si propongono come alternativa al governo Monti. Oggi l'abbiamo sentito anche dal segretario del Partito Democratico, l'abbiamo sentito ieri dal segretario di Sella, l'abbiamo sentito durante le primarie, che vogliono andare oltre e fare qualcosa di più e di diverso il governo Monti. Bene, passino dalle parole ai fatti e facciano una coalizione unitaria che dica prima ai cittadini chi sta insieme per fare che cosa e non giochino con questa legge elettorale che
serve soltanto per accordarsi dopo, esattamente per continuare un'agenda che ha distrutto il Paese, che ha ridotto ancora in una maggiore disuguaglianza sociale gli strati sociali di questo Paese. Per questa ragione noi vi neghiamo per la 50ª volta la fiducia e vi preghiamo di andare a casa al più presto, ma soprattutto vi preghiamo di non sottostare più ai ricatti del Popolo delle Libertà, ai ricatti del passato governo Berlusconi. Grazie.